I dati forniti a Palazzo Balbi dalla Regione rivelano un calo delle liste d'attesa nella sanità veneta. Tra maggio 2023 e dicembre 2024 fanno segnare un forte calo dei pazienti in attesa, al 100% per quelle da erogare entro 30 giorni, che sono passate da 502 a 0. All'87% per quelle entro 30 giorni, da oltre 82.000 a 10.000. Al 77% quelle entro 60 giorni, da oltre 74.000 a oltre 17.000. Lo stesso trend segue la rilevazione tra il 31 dicembre 2024 e il 31 maggio 25, con attese a 0 per le prestazioni da erogare entro 10 giorni, a meno 80 quelle entro 30, a meno 69% quelle entro 60 giorni. Da maggio 2023 a oggi, inoltre, la classe D è calata del 94%, passando da 82.811 attese a 2.201. Per la classe P si registra un calo del 97% dall'inizio del piano straordinario di recupero, passando da 74.000 prestazioni in attesa alle attuali 5.000. Zaia ha ricordato che, a differenza del resto d'Italia, in Veneto si era deciso che i tempi d'attesa dopo il Covid sarebbero stati dimezzati. Se ci fossimo allineati ai parametri nazionali, ha dichiarato, le attese sarebbero state infinitesimali.